Elisabetta Molaro è stata uccisa dal marito Paolo con 58 coltellate. Questo è l'esito dell'autopsia sul corpo della donna uccisa a Codroipo. Ora i consulenti della famiglia della vittima puntano alla premeditazione. La Fondazione Gimbe certifica l'esplosione dei contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia, raddoppiati in una settimana i casi. Gorizia, peggior provincia italiana, focolaio di Covid nell'anagrafe di Udine. Tetto massimo ai pozzi artesiani e più acqua per l'agricoltura, firmata l'ordinanza regionale per far fronte all'emergenza idrica, via ad una campagna di sensibilizzazione per i cittadini. La Giunta regionale ha approvato la variazione dell'assestamento di bilancio per altri 158 milioni di euro, portando il valore della manovra a 680 milioni, fondi contro il caro energia e per la sanità. Grande festa cividale per la promozione in A2 della UEB Gesteco, vittoriosa contro Vigevano al Pala Perusini, l'esultanza del presidente Davide Miccalici. Domani i festeggiamenti si spostano in centro. Buonasera e ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Orrore nel delitto di Codroipo. Elisabetta Molaro è stata colpita dal marito con 58 coltellate. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita oggi. Per i consulenti della famiglia della vittima si tratterebbe di un omicidio premeditato. 57 o 58 coltellate. Tanti sono i colpi inferti da Paolo Castellani alla moglie Elisabetta Molaro, uccisa 8 giorni fa nella loro casa di Codroipo. È quanto emerso dall'autopsia sul corpo della vittima, effettuata oggi dal medico legale Lorenzo Desinan. All'esame hanno assistito anche il medico legale Nicola Livolsi, l'esperto di scena del crimine di Sanson e la criminologa Linda Pontoni, consulenti dell'avvocato Carlotta Roiatti, legale della famiglia di Elisabetta. Abbiamo assistito alla parte l'esame del corpo e quindi purtroppo al conteggio delle numerosissime coltellate che sono 57-58, tutte concentrate in quella che è stata un'azione di una violenza inaudita, di una forza molto importante e hanno interessato la base del collo e la base della nuca. Vedo un'aggressione con un corpo inerme, un tentativo di fuga o uno spostamento del corpo da parte dell'aggressore. Dovremmo ritornare nell'appartamento per effettuare delle corrette valutazioni. Novità anche sul fronte del movente. Per la consulente della famiglia l'omicidio non sarebbe nato da un momento di rabbia. Non me la sento di avvallare una prima dichiarazione fatta dall'indagato. Sembrerebbe fosse un'azione premeditata, quindi frutto di una premeditazione, quindi ben organizzata, ben orchestrata e non frutto di quello che egli ha dichiarato, ovvero di un momento di raptus, un momento di rabbia. È morta dopo 12 giorni di agonia. Giada Marin aveva solo 21 anni e abitava a Pavia di Udine. Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno stava rientrando a casa quando improvvisamente aveva perso il controllo della propria auto in via Europa Unita a Pozzuolo del Friuli. Era finita contro la recinzione di una casa. La macchina si era poi capottata, trasportata nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Oggi la scomparsa. Ha un nome, secondo gli investigatori, l'omicida del narcotrafficante sloveno massacrato lo scorso aprile con 12 coltellate. Si tratta di un triestino di 59 anni. Si chiama Adriano Petelin e secondo la polizia slovena è l'autore materiale dell'omicidio del cittadino Dario Grmak, massacrato con 12 coltellate il 2 aprile nella sua casa nel Carso sloveno, in un paese non troppo lontano dal confine giuliano. Petelin è nato a Trieste nel 1963 e vive a Duino. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Capodistria con quella di Trieste, il PM Pietro Montrone avrebbe lasciato numerose tracce di DNA che avrebbe cercato di mascherare incendiando la casa di Grmak, senza però riuscirci. Il cittadino sloveno era noto per essere un importante trafficante di droga e tra i due c'era una questione di soldi in sospeso. Nei confronti di Petelin era stato emesso un decreto di arresto internazionale in quanto l'uomo non era in Italia. Lo stesso però si è presentato nei giorni scorsi al posto di polizia di Capodistria e ignaro ha chiesto indietro il telefono sequestrato durante le indagini. A quel punto gli agenti lo hanno tratto in arresto. In una settimana in Friuli Venezia Giulia sono raddoppiati i casi di Covid-19, un dato che fa schizzare in alto i dati della pandemia nella nostra regione, maglia nera d'Italia per nuovi contagi. 91,5% dalla variazione dei nuovi casi da una settimana all'altra.
E questo è il dato che più di tutti certifica la ripresa di vigore della pandemia in Friuli Venezia Giulia, dato che porta la nostra regione al primo posto, quasi doppiando il dato nazionale. Crescono anche i ricoveri sia in terapia intensiva che nelle aree mediche. È quanto certifica la Fondazione Gimbe, segnalando come in tutta Italia la pandemia abbia ripreso a correre, sempre con percentuali in doppia cifra. Maglia nera nazionale alla provincia di Gorizia con il 114% di aumento di nuovi casi, seguita a ruota da Udine con il 104% e Pordenone con l'86%. Aumentano, anche se restando ampiamente sotto la soglia di rischio, i ricoveri con il 4% di posti di terapia intensiva occupati e il 7,8% di quelli delle aree mediche. Sempre molto attardata la nostra regione per quanto riguarda la campagna vaccinale, sia di terze dosi, con il 13% di persone che non l'hanno ricevuta, sia per le quarte, in cui il Friuli Venezia Giulia è quintultima, davanti solamente a Calabria, Molise, Basilicata e Trentino. Un'imprenditrice cinese è stata condannata dal Tribunale di Udine per frode in commercio per la vendita di mascherine senza marchio CE. La maggior parte dei dispositivi era stata sequestrata a casa dall'ex vice sindaco di Udine, Agostino Maio. Le 15.000 mascherine erano state sequestrate il 21 maggio 2020 a casa dell'ex vice sindaco di Udine, Agostino Maio. Per quelle stesse mascherine, oggi un'imprenditrice cinese di 29 anni, titolare di un'azienda con sede nel capoluogo friulano, è stata condannata con rito abbreviato dal Tribunale di Udine a 6 mesi di reclusione, pena sospesa per frode in commercio. La vicenda risale al primo lockdown. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver venduto a 2 farmacie, una di Cividale e una di Caserta, e a un'azienda di Buia, mascherine senza autorizzazione marchio CE. Nel dettaglio, le Fiamme Gialle avevano sequestrato 36 mascherine facciali trovate a casa dell'imputata e altre 15.003 mascherine facciali rinvenute, come riporta il capo di imputazione, a casa di Agostino Maio, tutte destinate alla farmacia casertana. Altre 400 mascherine FFP3 erano state vendute alla farmacia cividalese e all'azienda di Buia. Il valore della merce si aggirava attorno ai 700.000 euro. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza per contrastare l'impatto della siccità. Partirà anche una campagna di sensibilizzazione. Un limite massimo di 200 litri di acqua al giorno per i pozzi artesiani e taglio dei rilasci di acqua obbligatori verso valle per andare incontro alle esigenze irrigue dell'agricoltura. Sono questi i punti principali dell'ordinanza che il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha firmato oggi per far fronte all'emergenza idrica che sta colpendo anche il Friuli Venezia Giulia. Contemporaneamente partirà anche una campagna di sensibilizzazione verso la popolazione e un appello all'uso responsabile dell'acqua. La forestale monitorerà anche i fiumi e in caso di necessità, anche con il supporto della Protezione Civile, metterà in sicurezza la fauna ittica. Il decreto stabilisce una deroga alla norma in vigore che prevede un deflusso minimo vitale di acqua all'interno dei fiumi, stabilendo che questa quantità possa giungere, in alcuni casi, anche ad un valore pari a 0. Ciò può avvenire a valle della presa di Zompitta, consentendo così di continuare ad alimentare il sistema delle rogge di Udine, Palma e Cividina. Stessa cosa è consentita anche sull'asta del fiume Isonzo. Inoltre, viene autorizzata la deroga per arrivare a rilasci anche pari a 0 a valle dell'invaso di Ravedis e dello sbarramento di Ponte Maraldi, allo scopo di garantire una maggior quantità d'acqua negli invasi a disposizione del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, con i quali consentire l'irrigazione delle vegetazioni agricole. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha firmato oggi un'ordinanza con la quale limita l'utilizzo dell'acqua potabile e sono previste anche sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro. Firmata dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l'ordinanza che limita a partire da oggi e sino al 30 settembre l'utilizzo dell'acqua potabile per fini che non siano quelli potabili o igienico-sanitari, una misura necessaria considerando la grave crisi idrica in atto in Friuli Venezia Giulia. Significa non poterlo usare per lavare la propria auto, per bagnare il giardino, i fiori, i parchi o riempire una piscina. Tutte queste attività saranno possibili utilizzando la rete dell'acquedotto solo dalle 22 alle 7 di mattina, anche se è fortemente sconsigliato. È sconsigliato perché la situazione è realmente seria. Faccio appello al senso del dovere, al senso di responsabilità di tutti i cittadini nel non girarsi dall'altra parte, ma nel rispettare questa ordinanza, considerando anche che chi non la rispetta potrebbe essere passibile anche di una sanzione anche salata. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha previsto per domani uno stato di allerta gialla in tutta la regione. Fino alla mezzanotte di domani è probabile che si verificano temporali sparsi e locali temporali forti, specie tra la pianura e le prealpi. Durante la mattinata il tempo sarà più stabile.
Arrivano altri 158 milioni di euro per le variazioni di bilancio della Regione approvate oggi in Giunta. A questo punto l'intera manovra vale 680 milioni di euro. Cresce di 158 milioni di euro la manovra di assestamento approvata in via definitiva oggi dalla Giunta regionale. Il documento, dal valore complessivo di 680 milioni, inizierà ora il viaggio nelle commissioni del Consiglio regionale e poi nell'Aula per arrivare ad approvazione entro luglio. Le risorse aggiuntive serviranno per 70 milioni per agevolare il passaggio delle concessioni autostradali da autovie alla Newco Alto Adriatico. Nel documento economico un ruolo di primo piano sarà dato alle imprese con 40 milioni che serviranno per contributi atti a ridurre l'impatto del caro energia. Ci saranno poi fondi per la sanità. I 158 milioni aggiuntivi, spiega l'assessore alle finanze Barbara Zilli, serviranno anche a sostenere in particolare Go 2025 anche dal punto di vista delle infrastrutture, poi 3 milioni per l'idrogeno e 9 milioni per investimenti nel sistema irriguo. 8,5 milioni sono destinati alla viabilità Palmanova-Manzano, 3 alla ciclabilità, 6 milioni per i centri minori e 5 milioni complessivi a favore degli interporti per l'ammodernamento delle infrastrutture. Ci sono poi 1,4 milioni per Mittelfest in 2 anni e 1 milione per la Fondazione Aquileia. È l'avvocato Morena Cristofori, il nuovo assessore della Giunta Ciriani a Pordenone dopo le dimissioni di Samantha Miot. Si occuperà di attività produttive e politiche europee. La Lega punta sull'avvocato Morena Cristofori, il carroccio ha scelto lei per equilibrare gli assetti all'interno della Giunta di Pordenone dopo le dimissioni rassegnate per motivi personali da Samantha Miot. Il neoassessore sente addosso tutta la responsabilità della nomina e dell'impegno che l'incarico comporterà. Il mio compito, il mio scopo è quello di incrementare le attività e collaborare con quelle che sono le organizzazioni locali che già hanno dato prova di grande importanza nel tessuto economico di Pordenone, che si sono incrementate soprattutto grazie anche alle iniziative che negli ultimi anni Pordenone ha portato al massimo. Soddisfatti per l'intesa raggiunta all'interno del centrodestra, il segretario provinciale e quello locale della Lega. Di persona preparata, con esperienza anche all'interno della macchina amministrativa e quindi con già delle capacità già consolidate nel tempo. Ci aspettiamo grande qualità all'interno della Giunta. Recuperati oltre 85 milioni evasi e 74 milioni di IVA non versata, sono stati scoperti anche 104 furbetti del reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei risultati della Guardia di Finanza in provincia di Udine nell'ultimo anno e mezzo. Guardia di Finanza in festa oggi per il 248esimo anniversario della fondazione dell'Arma e per il 50esimo compleanno dei Baschi Verdi, un momento anche di bilancio. Copiosa l'attività delle Fiamme Gialle nel 2021 nei primi 5 mesi del 2022, come spiega il comandante provinciale di Udine Enrico Spanò. Sul versante delle entrate abbiamo continuato la nostra attività di verifica, di controllo fiscale con 3.200 interventi sul territorio, interventi che hanno portato a segnalare una maggiore base imponibile non dichiarata per 85 milioni di euro e a individuare frodi e irregolarità in materia di IVA, constatando un'IVA dovuta per 74 milioni di euro. Importanti risultati sul fronte dei furbetti del reddito di cittadinanza. Dai nostri controlli sono emerse ben 104 irregolarità, nel senso 104 persone nella provincia che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, con proposte di recupero per oltre 700.000 euro. Per il futuro ci sarà grande attenzione da parte della Guardia di Finanza per la spesa dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ha messo in vendita l'auto su internet, ma quando ha incontrato il potenziale acquirente, quest'ultimo l'ha ferito con un vetro ed è scappato con 37.000 euro in contanti. Pensava di concludere un affare, avendo messo in vendita sul sito internet autoscout.it la propria auto ad un prezzo non proprio irrisorio, 37.000 euro. Un cittadino ucraino di 36 anni, momentaneamente domiciliato a Trieste, è rimasto invece vittima di una bella e buona truffa. Contattato da un potenziale acquirente interessato a concludere in tempi strettissimi la trattativa, i due si sono dati appuntamento in una casa a San Giovanni a Natisone. Chi avrebbe dovuto acquistare l'auto aveva chiesto al venditore di portare con sé 37.000 euro in contanti in banconote di grosso taglio, dal momento che lui aveva a disposizione soltanto banconote di piccolo taglio.
così che al termine dell'operazione, all'indomani, l'acquirente sarebbe potuto andare in banca e staccare un assegno. Una richiesta strana alla quale tuttavia il 36enne ucraino non ha dato molto peso. Quando i due si sono incontrati però è successo l'impensabile. Colui che avrebbe dovuto acquistare la macchina era in realtà un truffatore che, dopo essersi fatto consegnare 37.000 euro in contanti con dei vetri di un bicchiere, ha ferito il venditore ed è quindi scappato col malloppo. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Si potrebbe configurare il reato di rapina impropria. Tenevano alimenti, soprattutto pesce e carne, scongelati in maniera non idonea a temperature poco adeguate. Di lì a poco sarebbero stati serviti ai clienti. Per questo i proprietari di un ristorante cinese di Udine sono stati denunciati dai carabinieri dei NAS. A loro inoltre è stata elevata una sanzione di 1.000 euro per una serie di carenze igieniche riscontrate nel locale. I militari hanno sequestrato in tutto 50 kg di cibo. Era uscito da casa per comprare un pacchetto di sigarette, pur essendo agli arresti domiciliari. Quei pochi istanti che separavano la sua casa dal vicino tabacchino in realtà si sono trasformati in 9 anni. La lunga evasione di un cittadino romeno di 36 anni si è interrotta quando nei giorni scorsi i carabinieri di Duino Resina lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che era ricercato. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Trieste. Accusa un malore dopo aver raggiunto le sorgenti del fiume Meduna. Una donna marchigiana di 60 anni è stata soccorsa questa mattina a Tramonti di Sopra dai tecnici del soccorso alpino della stazione di Maniago, dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. Visto il percorso impervio per portarla in salvo, è stato chiesto l'intervento dell'Elis Soccorso. Kronospan chiede i danni. La multinazionale austriaca ha dato mandato ai propri legali di avviare 2 azioni civili nei confronti di Eleonora Frattolini, Lucia Mariuz, portavoce del comitato ABC, da tempo apertamente schierate contro la richiesta da parte di Kronospan di realizzare nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito del Tagliamento un impianto per la produzione di pannelli truciolari da legno riciclato. Gli atti di citazione sono in corso di notifica e prevedono una richiesta di risarcimento di 600.000 euro, di cui 500.000 per i danni subiti da Kronospan e 100.000 per quelli subiti dall'amministratore unico Massimo Cenedella. Un fine settimana all'insegna di notti romantiche, quanto hanno organizzato 12 tra i 13 borghi più belli del Friuli Venezia Giulia, con capofila Valvasone e Arzene. Dal 24 al 26 giugno 12 tra i borghi più belli che sono ambasciatori in Italia nel mondo delle bellezze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia proporranno la Notte Romantica, un'occasione per ritrovarsi e festeggiare l'arrivo del solstizio d'estate. Filo conduttore dell'edizione 2022 è la musica e capofila della manifestazione, che si tiene in contemporanea in 200 comuni italiani, è Valvasone e Arzene. Poter far entrare artisti di vario genere, far lavorare le nostre attività di ristorazione, perché il più delle volte poi la notte romantica si conclude anche con una cena, è per noi un'occasione di valorizzazione di quello che è il lavoro che stiamo facendo tutti i giorni per far conoscere i nostri borghi, per aumentare il turismo. Manifestazioni di questo genere dimostrano quanto sia importante lavorare insieme per uno scopo comune, come incrementare il numero di presenze in Friuli Venezia Giulia. Stiamo crescendo rispetto al 2019, che era già la stagione dei record. Noi abbiamo avuto un giugno, grazie anche al tempo, al buon tempo, assolutamente ricco di presenze. Rappresentanti di Caritas provenienti da tutto il mondo si incontreranno domani a Udine in sala Paolino d'Aquileia per condividere esperienze e parlare di cooperazione come strumento di pace. Un'occasione per parlare di pace, un'occasione per confrontarsi sul tema, può la cooperazione creare ponti per costruire la pace. Un evento che ha richiamato praticamente rappresentanti di Caritas da diversi paesi. Certo, i paesi con cui siamo in una relazione stretta di collaborazione, di partenariato, di cooperazione internazionale o di cooperazione tra le chiese. Questo è un po' lo stile della Chiesa udinese, che attraverso la Caritas diocesana e il centro missionario è in contatto con i propri missionari, cioè quelli di origine friulana, e quindi vanno dalla problematica dei rifugiati del Myanmar. Abbiamo una presenza concreta molto interessante in Etiopia, dove cerchiamo di fare in modo che quella diocesi sia in grado di poter costruire, come a Cividale, il Civifor. Poi abbiamo in Georgia, dove da tanto tempo ormai
siamo in contatto per la formazione di bambini della strada. In centinaia già appostati dal mattino all'esterno dello stadio Tegil, c'è grande attesa per l'evento internazionale dell'estate 2022 in programma alle 21. Lignano Sabbiadoro, la data zero dei Maneskin. Tutti a Lignano per i Maneskin, in centinaia già appostati dal mattino all'esterno dello stadio Tegil in attesa dell'apertura dei cancelli prevista alle 16:30. Sono circa 27.500 pronti ad applaudire e cantare con la band Record che ha vinto Sanremo e trionfato l'Eurovision. Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan sono le star internazionali e per loro arrivano fan perfino delle Bahamas agli Stati Uniti. Uno spettacolo studiato nei minimi dettagli per la data zero del loro live al Circo Massimo a partire dal palco largo 80 metri, profondo 25, alto 22. E in questi giorni anche le prove hanno dato spettacolo da chi li sente dal balcone che si apposta nel parcheggio dello stadio fino a tarda notte, come martedì quando la band si è resa disponibile a incontrare i fan dopo ore di attesa. L'evento organizzato da FFG Music Live Vigna PR, la città di Lignano Sabbiadoro e Promoturismo, una promozione del territorio e un'opportunità per la località che da giorni vede negozi, ristoranti e alberghi sold out. Ed ora la vittoria del web Gesteco di ieri sera contro Vigevano, un sogno che è diventato realtà e che ora continua e vuole continuare. Abbiamo chiesto a Davide Micalic, protagonista e autore di questo sogno, insieme a tanti altri, di essere con noi questa sera in diretta in studio per continuare la festa, perché per tante settimane, per tanti mesi questo studio e le telecamere di Telefriuli sono stati gli unici collegamenti fra la Gesteco e il suo popolo. Erano i momenti bui del lockdown e della pandemia, nei quali nessuno ha mollato fino ad arrivare alla grande festa di ieri sera. Buonasera e complimenti, Davide. Ciao, intanto chiedo scusa per la voce, ma farò il possibile. Allora, e grazie per l'invito soprattutto. Intanto appunto complimenti, ci credevate da subito. Qual è stato il vero segreto della Gesteco? Il vero segreto è quello che tu hai appena detto, aver trovato dei partner importantissimi con cui abbiamo instaurato questo percorso, instaurato un rapporto bellissimo. Io dicevo anche a Francesca Telefriuli, non lo dimenticherò mai quello che ha fatto per noi, perché nei tempi durissimi di lockdown siamo riusciti a dare un senso al gioco, allo sport, all'amore, al territorio, alla passione di tanta gente che ci chiedeva di fare qualcosa in un'era in cui tutti chiudevano. Noi abbiamo aperto le porte a una nuova società di basket che rappresenta un territorio importante, che non è in antagonismo con nessuno, e Telefriuli ci ha aiutato a portarla nelle case. E quindi ieri sono molto orgoglioso che ci fosse Alessandra, Alfonso con noi a festeggiare in tribuna, perché è stata una grande serata. Una serata memorabile, epocale. Cividale è impazzita, ma credimi, siamo impazziti anche noi, non solo Cividale. E io faccio basket, ahimè, da 50 anni. E avevo 2 anni e ho cominciato a fare i primi tiri, quindi pensa che non ho mai vissuto una serata così bella e mi dispiace solo non essere oggi performante a livello di voce. Ma spero l'unica cosa che hai perso è la voce. Sì. Ma a che ora sei andato a dormire? Sei andato a dormire ieri? Ma abbiamo fatto una tirata, dai. Sono tornato ragazzo. E per i ragazzi sono ancora in giro i giocatori. Domani facciamo un'altra bella festa. Guarda queste immagini che io vedo in sovraimpressione, sotto pressione, scusa. Ecco, ecco. Sì, queste sono d'impatto. Sono impressionanti, cioè, è tutto nato spontaneamente. Questo è un pazzo che fa il presidente, vabbè. Allora facciamo così, riviviamo nella nostra copertina i momenti più belli di ieri sera, così tu recuperi un po' la voce. Va bene, ok. Vediamo. Ottima difesa che continua dunque a produrre azioni offensive per la squadra, e guardiamo anche questa. L'hai baciata per bene ieri sera, ma c'è stato un momento in campionato in cui hai capito che potevate farcela? Ma no, questo è un gruppo fantastico con un allenatore che è un fenomeno,
che si è messo a disposizione, anche lui fa parte della schiera di quelli che ci ha creduto. Io l'ho chiamato quando, perché tutto nasce, poi una serie di telefonate. Beppe Ruolo mi chiama, assessore Cividale, mi dice: senti, c'è un palazzetto bellissimo qua, perché non facciamo un progetto nuovo, dai, che c'è bisogno. Oh, aspetta, fammi pensare. Chiamo Pilla e dico: Pilla, se facciamo un progetto nuovo, vieni? Sì, come sì, dico io. Senza pensare, ci conosciamo dalla vita, si è fidato, e lui gli ho fidato totalmente le redini tecniche di questo gruppo. Abbiamo fatto la squadra, lo scorso anno abbiamo sfiorato la promozione. Quest'anno abbiamo fatto 2 finali, abbiamo perso tutte e 2, Supercoppa e Coppa Italia, ma la squadra è forte, fortissima, il gruppo è coeso, non abbiamo mai perso fiducia, e devo dirti che il momento più duro è stato sul 2-1 per Vigevano. Abbiamo perso gara 3 da loro, abbiamo avuto 2 giorni per stare in ritiro a Vigevano in vista di gara 4, loro pubblico clamoroso, avevamo preparato tutto per vincere, per salire in Serie A. Noi siamo rimasti compatti, sereni, affiatatissimi, lo staff meraviglioso, perché questo è un gruppo, oltre a Pilla ci sono i 2 vicedatori, l'operatore atletico, il fisioterapista, Giovan Pietro e Stefano Viti, i dirigenti che sono sempre con la squadra, un gruppo meraviglioso. Siamo rimasti lì, siamo di campo, abbiamo vinto nettamente. Poi ho fatto un'intervista delirante di cui mi vergognerò tutta la vita, ho chiamato a raccolta tutto il nostro popolo, il popolo è arrivato, e ieri è stata l'apoteosi, quelle serate che danno un senso a una vita fatta di sacrifici anche. Ma parlo di sacrifici nello sport, è quasi forse no, però ecco, io sono un missionario del basket, immolato totalmente, è la mia grande passione. Senti, ma a chi dedicheresti questo risultato? A tutti quelli che hanno creduto in me, e in primis alla mia famiglia, che è meravigliosa e che mi supporta nelle mie follie, ma tutti quelli che hanno creduto e mi hanno dato credito, perché non è stato semplice. Oggi abbiamo più di 130 sponsor, ma in era Covid, siamo partiti, io ho comprato il titolo ma non avevamo niente, è stato un all-in, un azzardo, ma mi fidavo delle mie competenze, del fatto che avevo tanti rapporti sul territorio, vediamo se funziona. Se non funziona vuol dire che basta, devo fare altro. E diciamo che ho lavorato la spacca, ma con raziocinio ovviamente, cercando di fare i passettini. È arrivato Adriano Rucci, un altro personaggio eroico. Ti direi, io faccio 2 nomi, anche Gabriele Drigo, Alessandro Salvatelli, 2 altri eroi, e lì si è creato intorno a questi imprenditori un humus meraviglioso, è stato un espandersi, devo dirti, di passione, non so io, di condivisione. Tutti vogliono far parte di questo progetto, e il progetto ci ha portato alla serata di ieri, che credo sia per Cividale, ma anche per il Friuli, una delle pagine più belle e più emozionanti della storia. Io ieri a caldo ho detto una cosa, credo che sia un progetto sportivo, cestistico più bello di tutti i tempi. Anche perché abbiamo visto anche quanto pubblico c'era ieri sera, ma la festa continua, perché domani andrete in giro per il centro di Cividale del Friuli. Ce lo chiede la comunità che ha fatto notte, ha fatto alba con noi. Si sono creati un gruppo di tifosi, gli arbitri ieri, ti dico questo, mi hanno chiesto alla fine le magliette celebrative, ci hanno fatto i complimenti, hanno voluto un pallone, perché hanno detto che non hanno mai trovato in Italia un clima del genere, mai un insulto a un arbitro, mai un coro contro, sempre tifo a favore. Io mi sono buttato in questo progetto perché ho detto: se devo fare ancora basket, voglio poter fare qualcosa da zero, no? In cui costruiamo, perché a me mancava un po' l'aria negli ultimi anni, no? Faccio fatica a trovare motivazione, e non ero performante, ho detto vediamo se sono ancora performante. Abbiamo costruito un ambiente meraviglioso che ti fa sempre a favore, con un entusiasmo. Poi non sarà sempre così, avverto i tifosi che il prossimo anno in Serie 2 le buscheremo ogni tanto, ma anche se le buscheremo non perderemo mai la nostra identità di grande rispetto dello sport, di grande rispetto di chi è più forte e vince sul campo, ma soprattutto di un amore incondizionato per il nostro territorio. Abbiamo esportato in giro per l'Italia una bella immagine del nostro Friuli. Davide, complimenti, in bocca al lupo anche per la prossima stagione sportiva. Grazie. E buona festa anche per domani, per Cividale e per la Gesteco. Grazie ancora, noi siamo in chiusura, ma per rivivere le emozioni della Gesteco, appuntamento Sport e FIVO Giri subito dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata.